non è una cosa da poco. È un corso che valorizza senz'altro il nostro personale che è inserito nella protezione civile, e quindi io direi di prenderlo veramente sul serio, noi lo prendiamo sul serio come comitato, ma dico prendete sul serio anche voi, perché può essere un passo e poi fare altri passi, quello secondo livello migliorativo. La protezione civile è una realtà che sta crescendo sempre di più, quindi non lo dimentichiamo, quindi se si è preparati è una cosa molto importante. Oggi è il primo giorno, toccherà al dottor Balagna del 118 fare un tour del corso stamattina di edizioni riferite alla sua carica, e quindi noi lo ringraziamo e apriramo questi nostri lavori. Voi naturalmente siete qui, se c'è bisogno di qualcosa, qui io non sono presente quel giorno, oggi purtroppo non mi presente stamattina il delegato provinciale di protezione civile, il dottor Di Paolo, perché anche lui sta proprio seguendo un corso di secondo livello a Torino, assieme ad altri due, a Musso e a Acquadio, del comitato provinciale. Quindi arriverà il pomeriggio, lo vedrete il pomeriggio. Quindi io sono venuto io e proprio un saluto, non essendo presente lui, ma comunque è un piacere, quindi siamo tutti della Croce Rossa. Io vi auguro un buon lavoro, qui per la segreteria c'è musica nella segreteria, c'è anche lui, qualsiasi cosa avete bisogno, loro sono qui